Giulio si è allineato con Costa Bissara e Boara Pisani. Quindi si è favorevole a quei nati nel mese di gennaio, e cioè del segno della sarda in Saor, ascendente Poggio Moligin. ma che roba è questa, Reginaldo? In che mese sei nato, Mourinho? Sì. Gennaio, Gennaio, giusto? sì. Quindi vai tranquillo, punta 1000 euro, Roma vincente. Attenzione. Se te vinci 70% è mio, 70. se te perdi il 100% casci tu. No, ma non si fa così. Ma che scommesse sono? Ma che sto lavorando mica a vacca, Sento, no sento. come vi altri che si sempre là sui siti tete cui. Ma no! Tra l'altro, Sì. le devo fare veramente un complimento, finalmente un ospite di quelli seri, Vedi. Floris. No, Siccome sei libero del lunedì perché lui va in onda il martedì, sto facendo i pronostici per le finali dei cup, Sento. basati su allineamenti astrali dei pianeti con i principali paesi veneti. Zena scienza no cagate c'è qua. Vabbè. Scusa, Ne avremo- non sì, sto- sentiamo. Moreno, buonasera. Moreno. Ti vuoi scommettere anche sulla finale di Roma? Vediamo, Allora, Plutone Sì. si è allineato con piovene rocchette e stropari. Quindi si è favorevole al segno della Versa Moretta ascendente Fasio i Baini. Nati nel mese di marzo, esatto. Come l'allenatore del Siviglia, vedo che ti lo sa. Quindi vai tranquillo e punta 1000 euro su Siviglia Ma come? vincente. Ma se prima hai detto la Roma? Se te vinci 70% Sì. è mio, se ti perdi sei 100% casci tu. Ma no! Grazie a te Sì, per aver grazie. chiamato. E alla Ciao, prossima, sì. ciao Moreno. Ecco, scusi, prima la Roma, poi il Siviglia, lei è un farabutto. No, Parabuto sarà tua sorella. Se ti non te sa, ti la tasare. I Convenzione. pianeti se come donne, i sei lunatici. Ti cambia allineamento come donne se cambia le scarpe. Sì. Non come vi altri che deve cambiare mudanna una volta al mese. No, ma che scherzo! Quindi Sì. le previsioni adesso è se favorevoli alla Roma, magari tra mezz'ora è se vero. favorevoli ai spagnoli. cambia. Sì. E comunque ci non Sì. vuole affidarsi ai pianeti che se le previsioni Sì. del Piccetto e Canocetto. Chi è, scusi? Piccetto Iride. Piccetto e Piccetto e Canocetto. Canocetto e se il cucciolo di Canoccia. Scusi. il cucciolo E di il Canoccia. E c'è un cuccioletto del Canoccia Sì. che fa le previsioni come faceva il gran Sipare Pari. Ora che ne sbaglia una cavacca. Ad esempio ieri tra Sì. Verona e Empoli Sì? Sì. che ha indovinato e aveva previsto che pareggiava all'ultimo minuto. Addirittura. Sì caro, ti spiego come funziona. Come Sì. ha fatto? C'è una roba da non credere. Veramente. Lui si è rento la sua cucetta. Sì. No, Sì. cioè Sì. praticamente c'è la vaschetta del gelato al Malaga. Cioè, mi ciapo due biglietti con i nomi delle squadre. Sì, Già ok. capio che giuga. Sì. Uno lo metto nella ciotolina dei biscotti al Plankton. E c'è cucciolo, ormai ho capito, Plankton. E l'altro lo metto sotto Dove? quella del latte delle orate. È il latte delle orate. Sì, perché sua mamma non ha la polla a lattare. Vabbè, ma cosa? Ma Allora- le orate non la lattano. E ora vedo quello. Una in direzione Marghera e l'altra in direzione Pantagruaro. Sì, Capito? ok. E dopo che dico, Piccetto Canocetto, Sì. Piccetto Canocetto, dai che sei pape. Lui mette fuori la testina Sì. e guarda la ciotolina del latte Sì. e guarda quella dei biscotti al placto e dice ma i biscotti ma bevo il latte, ma i biscotti bevo il latte. E dopo praticamente pian pianino Sì. su e va. Pensa Sì. che ieri contro il Verona è già andato subito verso il Verona. Sì. Ah. Ma dopo, con 7 minuti di recupero, pian pianino è già andato E si è verso spostato. quella del latte. Se le chiedessimo la previsione della prossima partita contro il Milan? Anche Mino è che faccio provisioni così a bocca dolce, ti ha beh, capito insomma. che a vacca è un costo, ma ne che c'è una mandiamo- tariffa, facciamo il bonifico. ma sai quanto che costa i biscotti al platto? Sì, beh, immagino. E quanto che costa il latte di orate? Sì. Una volta te lo passava la mutua, adesso te passa più niente. addirittura, E i sì. mini panoini? Sì. Pappicetto Canocetto e costa? A costa, per sede una cena da Amedeo senza Deo. Amedeo senza Deo. Sì. Chi è Amedeo? Tutti lo conosci Amedeo senza Deo? No, Diciamo sì. così, per una volta è già Adrio sfilettare un filetto del filetto, praticamente ma già la massa filetto è stata a Mignolina, No. ha fatto 2 anni in depressione perché lui già era anche campione regionale di Flick e Flock. Ma no, ma poveretto.
In collaborazione con Autozai, Oxigenia, acqua arricchita d'ossigeno, Gruppo Kairos.